onorevole Margherita La Rocca-Ruvolo, Presidente della Commissione Sanità. Ecco, come stiamo vivendo un momento difficile, i casi continuano ad aumentare, siamo oltre i 500, vicino ai 600, gli open day per quelli superiori ai 12 anni sono aperti. Ecco, voi come pensate un po' di arginare questo fenomeno epidemiologico con la variante Delta? Ma l'assessorato ormai sono mesi che ha aperto diversi hub e in questo ultimo periodo anche sulle spiagge, in qualunque luogo si trovino sia i giovani che gli over 60, che sono quelli che ancora non si avvicinano alla vaccinazione. Ovviamente l'obiettivo è raggiungere quante più persone possibili, perché più gente si vaccina, meno l'incidenza di contagio viviamo, ma soprattutto bisogna anche riconoscere, e lo voglio dire da questa emittente, il Covid Hospital di Ribera è pieno. Ecco, quindi tutti questi ricoverati con gente in terapia intensiva non è sicuramente un buon segno. Qualcuno dirà che chi va in terapia intensiva, chi va in ospedalizzazione è non vaccinato, è vero, però questo non vuol dire che i vaccinati siano esenti dal contagio, magari con sintomi inferiori, però possono anche i vaccinati contrarre nuovamente il Covid, quindi l'attenzione deve essere massima e questo liberi tutti, non può assolutamente essere assecondato, perché pagheremo caro quello che in realtà per noi doveva diventare l'estate un momento di relax e di allontanamento del virus. Oggi i fatti, i numeri, i dati dicono altro. Da parte di Figliuolo arriva una sollecitazione ad avere gli elenchi dei docenti che non hanno fatto i vaccini, ecco, in vista delle prossime scuole che si apriranno quanto prima. Ecco, voi come Presidente della Commissione Sanità farete qualche sollecito in questo senso alle scuole? Io presumo di sì, mercoledì ci sarà l'assessore Razza in Commissione Salute proprio per gli ultimi aggiornamenti, perché non si può immaginare di ricominciare un anno scolastico in DAD, però cominciarlo in presenza vuol dire avere la popolazione vaccinata, sia gli insegnanti che tutti gli operatori che ruotano attorno al mondo della scuola, e ovviamente una sicurezza per tutti.